alla magistrata Estradera. Votre Excellence, Monsieur le Consul général d'Italie, Monsieur le Consul général de France, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs des communes genevoises, Messieurs les représentants des autorités italiennes de Genève, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des comités des associations italiennes de Genève, Monsieur le coordinateur, Mesdames et Messieurs, avec ma collègue Sandrine Salerno, qui d'ailleurs s'excuse parce qu'elle devait être présente aujourd'hui, je suis très fière d'être aujourd'hui marraine de la SAIG et de vous apporter les cordiales salutations des autorités de la ville de Genève. Ma présence est un soutien à votre association et une reconnaissance pour votre contribution à Genève. L'opportunité qui a été trouvée de fournir à la SAIG de nouveaux locaux en plein centre urbain prouve à quel point je suis consciente du fait que la communauté italienne représente un plus indiscutable pour toute la communauté locale. Le niveau d'intégration de la communauté italienne dans les différentes sphères de la ville de Genève est très avancé. Les Italo-Genevois ou les Genevois d'origine italienne, appelons-les comme vous le voulez, se sentent chez eux à Genève et s'y épanouissent fort bien. À ce stade, il ne faut plus parler d'ailleurs d'intégration. Italien, vous êtes ici chez vous. Vous faites partie intégrante de la communauté locale. D'ailleurs, que serait Genève sans ces hommes et ces femmes qui ont construit nos infrastructures de transport, nos complexes hospitaliers, dont certains aujourd'hui sont pilotés par des personnalités d'origine italienne, et ce n'est pas ni M. Del Brusco ni M. Barazone ici présents qui me contrediront. À votre tour, il importe de transmettre ces notions aux jeunes membres de votre communauté et au public local. Il faut faire découvrir aux Genevois la qualité et la profondeur de la culture italienne en leur faisant apprécier ce qui se cache derrière les clichés, les slogans simplistes et les stéréotypes. Un défi s'impose à nous tous, celui de l'ouverture aux nouvelles communautés étrangères dont l'implantation à Genève est aujourd'hui plus difficile. Votre communauté est forte, votre communauté est soudée, au-delà des distances et des régions. Votre communauté a su se faire accepter, s'est intégrée, sans rien renier de sa culture d'origine. Elle qui témoigne de sa volonté d'être partie prenante d'un destin commun, voire servir d'exemple. Un grand merci à la SAIG et à son infatigable coordinateur Carmelo Vaccaro pour tout le travail accompli en faveur du rapprochement entre les associations italiennes et la communauté genevoise. El signor Vaccaro merita un applauso. Non posso continuare in italiano, ma cuore c'è. Magistrat en charge de la cohésion sociale, je sais qu'il fait un travail essentiel pour notre qualité de vie à tous. Il sait qu'il aura toujours auprès de l'unité de la vie associative que j'ai mise en place dès mon arrivée au département, une attention et un soutien sans faille. Je vous renouvelle mes félicitations pour la tâche effectuée ces 30 dernières années et mes plus vifs remerciements. Vi auguro una buona serata a tutti. Poi je m'attendais pas à tout ça. Les locaux, ça va. Bon, je passe la parole à monsieur le député Gianni Farina.
c'est un autre ami, il est toujours présent dans les manifestations qu'on fait et il nous soutient moralement. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Sono un po' timido, quindi cercherò di non commuovermi. Mi metto accanto a posta. Innanzitutto un saluto rispettoso alle autorità ginevrili, anche per le parole che lei ha detto straordinarie, perché si è considerata una istituzione, un'autorità di tutti questi nostri connazionali ben integrati nella terra ginevrese. E un saluto alle autorità presenti, ho visto il nostro rappresentante. Il nunzio apostolico, Monsignor Silvano Tomasi, è qua. Un saluto a te caro Carmelo e un augurio che questa casa sia veramente la casa dell'italianità di Ginevra, e ai nostri presidenti qua presenti che io conosco e so quanto impegno e quanto passione mettono nel loro lavoro. Io ho avuto la fortuna di accompagnare un grande italiano, già Presidente del Consiglio, oggi già Presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, in terra di Lorena. Si celebrava il 64esimo anniversario della scomparsa di uno dei più grandi europei, Robert Schuman. Uno straordinario personaggio che assieme a Alcide De Gasperi e a altri importanti dirigenti europei ha iniziato la costruzione di quello che è il nostro sogno, la costruzione dell'Unione Europea. E in serata, nell'incontro, l'autorità francese, rappresentata dal sindaco di Metz, mi disse: vede, qua presenti e accanto a noi ci sono i vostri presidenti associativi, come quelli che vedo qua questa sera. Dice, non sono giovani, sono qua da tanti anni in questo paese. E se lei, dice, va nelle piazze e anche nei cimiteri di questa nostra terra, lei trova tanti nomi italiani. Ed erano gli eroi, perché di eroi si può parlare, che avevano combattuto insieme ai francesi per liberare quel paese. E dice, e la Lorena, se oggi è libera, è progredita, è solidale, è bella, lo dobbiamo a questa straordinaria comunità italiana che assieme a noi ha costruito l'avvenire di questa terra. E io mi commossi, ma queste parole, siccome furono dette in presenza dei presidenti associativi, come loro che sono qua questa sera, assumevano l'aspetto di una grande testimonianza, di amore per la terra italiana, ma anche di amore per la terra francese in questo momento, cioè si sentivano italiani nel cuore e francesi pure, membri quasi dello stesso tricolore e degli ideali per i quali avevano combattuto. È una cosa bella. E mi trovai a Parigi in un altro momento, sarò breve Carmelo, non ti preoccupare, e scomparve un grande italiano combattente, Dario Maffili, un garibaldien de France, il s'appelait Légion d'honneur, e il sindaco della città. Allora il sindaco era poi quello che divenne presidente della Repubblica, Jacques Chirac, le fece l'onore di essere presente a ricordarlo e disse delle parole straordinarie. Disse, caro Dario, con quell'italiano un po' francese italiano, dice, tu as libéré Paris. Non era totalmente vero, però aveva contribuito col suo eroismo, con tanti garibaldini di Parigi, a liberare quella straordinaria città. Io credo che la storia dell'emigrazione italiana sia proprio questa, sia così in Lorena, a Parigi, qua a Ginevra, in Svizzera, ovunque. Siamo arrivati durante il periodo dell'emigrazione di massa e siamo venuti qua e abbiamo contribuito, abbiamo imparato, ma anche contribuito al benessere di questo popolo, ed è per questo che ci consideriamo ginevrini, zurichesi, svizzeri e italiani nel cuore. È un esempio straordinario. Termino con un riferimento alla pagina.
è nata tanti anni fa anche con il mio contributo e pensa, è diretta oggi da due giovani, sono due giovani ragazze piene di entusiasmo, sono talmente brave che sopportano persino che io scriva un articolo tutte le settimane. Quindi pensate come sono tolleranti e sono bravi. Ecco, ho finito. Un ringraziamento a tutti voi, tanti e tanti auguri di tutto cuore. La politica italiana non dà un grande esempio in questo momento, quindi non vi ho portato il saluto del Parlamento italiano. Io mi auguro che... Grazie di tutto cuore e buonasera.